alla gente certezze per il lavoro, per il reddito, per la vita, per il futuro dei figli, e queste risposte dal governo nazionale non vengono. Noi dobbiamo chiedere un voto agli elettori in ogni regione perché in ogni regione venga eletto un presidente e vadano a guidare le regioni quelle forze politiche che a quel livello in ogni regione siano in grado di dare le risposte che da Roma non arrivano. In questo sta il rapporto. E guardate, in questi anni abbiamo già visto che spesso le regioni, e le regioni soprattutto governate dal centro-sinistra, hanno con la loro azione spesso sostituito l'azione del governo e hanno colmato vuoti nell'azione del governo. E se guardiamo l'esperienza delle regioni italiane, vediamo che le regioni dove il centro-sinistra governa da più lungo periodo sono anche quelle dove si sono realizzati gli standard più alti dei servizi sociali, la qualità della vita più sicura, le risposte più efficaci. Basta fare degli esempi: la sanità migliore in Italia dov'è? In Emilia, in Toscana, in Umbria, poi vengono le altre regioni. L'Emilia è la regione che ha il più alto numero di asili nido e di scuole materne a disposizione dei cittadini. Le regioni da più lungo tempo governate da noi sono quelle che hanno la più vasta rete di servizi per le persone anziane, che hanno fatto politiche a favore della non autosufficienza, o che hanno messo in campo politiche di tutela ambientale o politiche di sostegno al sistema territoriale di imprese. Sono lì, le cose basta andare a vedere. E quindi a maggior ragione io penso che noi possiamo a buon diritto rivolgerci agli elettori e chiedere che il 28 e 29 di marzo utilizzino bene il loro voto e lo utilizzino in ogni regione per affidare la guida della regione a quegli uomini e quelle forze politiche che danno la migliore garanzia di poter essere in grado di misurarsi con la crisi e di costruire le risposte che sono necessarie. È un ragionamento che io credo noi dobbiamo fare anche in Veneto, anche se io so benissimo che in Veneto è più complicato e più difficile. È più difficile perché in Veneto c'è una forza elettorale della destra larga, sia della Lega che del Popolo della Libertà, e quindi la nostra proposta e il nostro messaggio fa maggiore fatica, può raccogliere un consenso largo ma non maggioritario. Guardate, io penso che noi dobbiamo fare ogni sforzo per far arrivare il nostro messaggio agli elettori, per raccogliere il miglior risultato possibile oggi, ma pensando anche che il miglior risultato che otteniamo è anche un investimento per il domani. Sappiamo tutti che la candidatura di Zaia ha aperto delle contraddizioni molto grandi nello schieramento di destra. Guardate, quelle contraddizioni non finiscono il 28 di marzo, anzi dal 28 di marzo quelle contraddizioni e quelle divisioni cresceranno ancora di più, perché se accade, vediamo se accade o no, ma se dovesse accadere quello che i sondaggi dicono qui, che la Lega supera il Popolo della Libertà, vince le elezioni e il Popolo della Libertà perde, guardate che quello produrrà lacerazioni ancora più grandi, ancora più grandi. Se poi lo scenario nazionale è che il centro-sinistra vince nella maggioranza delle regioni, cosa che è possibile, e Berlusconi perde anche dove vince, come in Veneto, che vince lo schieramento ma perde lui, beh, guardate, questa cosa qui non è priva di conseguenze dopo, non è priva di conseguenze dopo, anzi. E noi quindi dobbiamo essere pronti fin da oggi a avere un discorso, un messaggio che parli anche in una regione come questa agli elettori, alle elettrici e ai cittadini. Gli parli oggi e gli parli pensando anche a domani, al fatto che dobbiamo costruire una proposta che offra al Veneto un'alternativa rispetto alla destra, rispetto alla Lega, e da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo in questa campagna elettorale dire agli elettori parole di verità sulla Lega. La Lega fonda una parte significativa del suo successo elettorale, del suo consenso, su una pratica della doppia verità. C'è una verità per Treviso, per Vicenza o per Verona, e c'è una verità per Roma.
La Lega si riempie la bocca di federalismo, fa parte del governo più centralista che da molti anni l'Italia abbia avuto. La Lega fa affiggere nelle vallate il manifesto che dice la Lega difende le comunità montane. Le comunità montane le ha sciolte un disegno di legge il cui primo firmatario e presentatore è Calderone. Chiaro? La Lega tuona contro Roma ladrona, dopodiché a Roma condivide le scelte che appunto garantiscono i ladroni, come la Banca del Sud o tutti i provvedimenti per restituire. Bisogna che ce lo dica adesso, non dopo le elezioni, cosa vuole fare sulla centrale nucleare, perché Zaia fa parte di un governo dove c'è un ministro, Scajola, che sta decidendo i siti, e Scajola tra i siti ha indicato anche il Veneto, e non solo. A proposito di federalismo, Zaia fa parte di un governo che, sapendo che nessuna regione vuole avere la centrale nucleare sul proprio territorio, sta anche predisponendo uno strumento per espropriare comuni, province e regioni delle prerogative e delle titolarità che hanno in materia di concessioni e di permessi e di autorizzazioni edilizie per la costruzione dei siti. Allora noi queste cose le dobbiamo dire, guardate, se posso dire in modo, scusate, se posso essere molto sincero, io ho l'impressione che noi in questi anni alla Lega abbiamo concesso qualcosa che non dovevamo concedere, e che è tempo di dire la verità, e che non è affatto vero che la Lega è quel movimento che interpreta meglio di altri le domande del popolo. No, è un movimento populista che, come una teoria della doppia verità, pratica una politica che inganna i cittadini e li inganna notevolmente, significativamente tutti i giorni. E questo noi la così come bisogna sapere perché è così, che anche se non usa più le parole che usava qualche anno fa, la Lega non ha mai abbandonato un disegno di separazione e di secessione che sta sotto traccia e ispira gran parte delle parole d'ordine di questo movimento, a partire dalla parola d'ordine di Zaia. Prima in Veneto, non è così? Prima in Veneto ha un significato. E pensate alle parole d'ordine di questi mesi scorsi, quando Bossi ha proposto le gabbie salariali. Che cos'erano le gabbie salariali? Erano una proposta che tendeva a allontanare il nord dal resto del paese nella distribuzione del reddito. E quando ha proposto di sostituire l'Inno di Mameli con la pensiero, che cos'era? Era un altro modo per separare il nord dal resto del paese su un elemento dell'identità nazionale. E quando ha proposto l'esame di dialetto ai professori, non parlare dialetto, è un'altra cosa, io non parlo dialetto, quello va bene, ma l'esame di dialetto ai professori è un'altra cosa. È introdurre un filtro per separare nella selezione del corpo docente della scuola quelli dal nord dal resto del paese. Tutte le proposte di questi mesi sono andate tutte nella direzione di, come dire, promuovere una sorta di secessione sociale e culturale che separi il nord dal resto del paese, alla fine della quale si creano le condizioni per cui può sembrare perfino naturale che ci si debba separare. Bisogna saperlo che è così. E quello che, come dire, è uno dei leitmotiv, una delle parole d'ordine della Lega, appunto, prima il Veneto, cioè l'idea che se io mi chiudo nei miei confini, mi metto all'ombra del mio campanile, mi chiudo nel mio giardino, sono più forte perché sono più protetto, è una sciocchezza e una velleità, perché in un mondo, il mondo della globalizzazione, in un mondo che diventa sempre più grande, chi si fa più piccolo alla fine è solo più piccolo, non è né più forte né più tutelato. La Lega fonda molto della sua politica sulle paure, la paura della Cina, la paura degli immigrati, la paura di Roma.